Ad Agrigento preoccupa la condizione di stabilità o meno del costone che insiste sui Palazzi Crea, al Viale della Vittoria. Vi sono state già delle diffide a recuperare sicurezza, non si è intervenuti in sostituzione da parte del Comune. Il consigliere Giuseppe Di Rosa. Sì, su segnalazione degli abitanti di quei palazzi e dei proprietari del locale che insiste proprio sotto il costone, mi sono avvicinato a quel costone, siamo andati a fare un sopralluogo. Intanto sono state estirpate delle piante, dicono da parte della forestale, per la sicurezza della protezione civile, per la sicurezza del costone, però il costone stesso ogni volta che piove nelle intemperie scivola verso il basso e i detriti che scivolano sotto, il fango che scivola sotto va a finire sotto nei magazzini dei Palazzi Crea e sul locale. Il problema è che il Comune di Agrigento già nel mese di marzo del 2011 e nel mese di aprile ha immediatamente proceduto a intimare ai proprietari di quel tratto di terreno che se entro un mese non avessero provveduto a riportare il tutto alla regolarità avrebbe proceduto il Comune. Il Comune adesso ancora è fermo. Abbiamo due eccessi in questa situazione. Uno, i proprietari dei magazzini non riescono a utilizzarli, ma finché l'autorimessa ancora, anche se purtroppo Agrigento per i parcheggi già è scarsa di sé, poi se togliamo a queste persone la possibilità di poter parcheggiare lì, figuratevi cosa succede la sera al Viale della Vittoria. Ma il problema più serio è quello del locale. Il locale oggi si chiama Sette Peccati, se non erro, e quel locale è inondato di fango quando ogni volta piove. Io sono stato a vederlo, è pazzesco quello che succede in quel locale, e la cosa più assurda è che quel locale non riesce a prestare la propria attività. Cioè il Comune, sono due le strade da percorrere: una che intimi ancora una volta a questi proprietari altrimenti che procede il Comune e poi sarà colpa dei proprietari. Insomma, non può continuare questa situazione.